Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti, 13ª puntata del Giro del Mondo in 80 giorni nella nostra navicella ad aria, si può dire così, Rossella? C'è Rossella, ciao Rossella. Ah no, un attimo, il microfono spento, eccolo qua, acceso. Allora, ringraziamo il regista e dicevo che noi diciamo proprio quello che vogliamo, quindi navicella d'aria va benissimo. Va benissimo. E dove vola la nostra navicella d'aria? Per ora voliamo in giro per la laguna. Esatto, ma nel cielo, nel blu dipinta di blu. City Bandaland. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. Una musica dolce che suona soltanto per me. Dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare lontano laggiù. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù con te. Volare, oh, cantare, oh, nel blu
dagli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù con te. Qua, felice di stare lassù con te. E noi con chi siamo, Rossella? E noi abbiamo preso a bordo, ai bordi della laguna, il professor Fabio Pranovi, che insegna ecologia marina presso il Dipartimento di un sacco di cose all'Università Ca' Foscari di Venezia. Benvenuto a bordo, professore. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. E Dipartimento non di so- Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, va bene, diciamo. Ecco, grazie. E allora noi così ci era venuta la curiosità di sapere, siccome alcuni tra l'altro lo negano il cambiamento climatico, invece alcuni di noi hanno proprio l'impressione che ci sia, ma concretamente poi le specie, non solo umane, ma anche gli altri animali, cambiano un po' i loro comportamenti, no? E quindi ci chiedevamo, in laguna sono stati notati dei cambiamenti in questi anni dal punto di vista della fauna, diciamo, degli abitanti della laguna non umani? Allora, in Laguna diciamo che la situazione è leggermente diversa da quella che stiamo osservando in Adriatico, in Alto Adriatico in particolare, nel senso che per le caratteristiche della laguna, che già di per sé è un po' più selettiva, quindi non ci sono tutte le specie che sono poi presenti in mare, eccetera, cambiamenti diciamo di struttura, quindi specie nuove ce ne sono sicuramente, ma ad esempio tra i pesci non sono poi così evidenti dei cambiamenti, mentre sicuramente nella parte marina i cambiamenti sono abbastanza evidenti, stanno arrivando direi quasi regolarmente nuove specie identificate appunto come specie termofile, quindi tipiche almeno della parte sud del Mediterraneo, se non addirittura della zona del Mar Rosso o dell'Atlantico, diciamo, centrale. Ovviamente l'arrivo, diciamo, più evidente anche in laguna è stato il granchio blu, e che in realtà appunto era una presenza silente, è rimasto presente per quasi 50 anni, forse anche di più, in Alto Adriatico e anche probabilmente dentro le lagune, e poi però sicuramente col cambiamento climatico, l'aumento della temperatura e in particolare probabilmente il fatto che non ci sono più giorni molto freddi continuativi d'inverno, e è riuscito diciamo a svilupparsi, la sua popolazione ormai appunto è esplosa. E quindi sì, diciamo che da un lato abbiamo alcune evidenze, però più in mare che in laguna, e dall'altro abbiamo però, ad esempio, sempre riguardo il granchio blu, che l'evidenza che, come si immaginava appunto da un punto di vista ecologico, la comunità si sta adattando alla presenza di questa specie aliena, e ormai ci sono i predatori, in particolare pesci, che danno evidenza di cibarsi di granchio blu. Ah, In particolare si sta vedendo all'interno degli stomaci dei branzini che vengono pescati che ci sono individui con 5-6 granchi blu, e quindi in qualche modo questo appunto indica che i predatori hanno capito che quella è una specie, diciamo, che si può mangiare. che buono! Che è buono, esatto, e quindi è iniziato, diciamo, il processo normale di adattamento della comunità. Non che questo a breve porterà a una riduzione significativa della popolazione di granchio blu, però nel medio termine ci sarà sicuramente un ritorno a un equilibrio, ecco. E forse questa è la cosa più evidente, non direttamente legata, diciamo, al cambiamento climatico, se non per l'esplosione del granchio blu, come dicevo, che stiamo osservando adesso, in particolare in laguna e anche nelle zone delle sacche del delta del Po. E per il resto diciamo che appunto si stanno segnalando sempre più specie di pesci, in particolare che arrivano da sud, quindi a parti mediterraneo del sud, e alcune di queste vengono anche segnalate, diciamo, all'interno della laguna in termini delle bocche di porto, ecco, quindi
però è un ambiente che assomiglia molto al mare. Nei bassi fondi lagunari, per quanto riguarda i pesci, siamo ancora abbastanza in una situazione normale, anche se stanno scomparendo invece al contrario le specie che hanno bisogno di temperature un po' più fredde, ad esempio le schie, insomma, ad esempio sono Scusi, ormai... traduciamo per i non locali, le schie sono dei gamberetti. Sono dei gamberetti, sì, il gambero grigio. Buonissimi, assaggiarli, venite a assaggiarli. Esatto, però tipici appunto in realtà dei mari del nord Europa. E infatti sono diciamo, considerati un relitto glaciale, diciamo, sono arrivati in Mediterraneo, in particolare nell'Alto Adriatico, durante i periodi glaciali, gli ultimi periodi glaciali, e poi in qualche modo sono rimasti intrappolati all'interno del nord Adriatico, non sono più riusciti a tornare, diciamo così, verso l'Atlantico, e sono sopravvissuti perché il clima del nord Adriatico è sempre stato un po' più freddo di quanto non sia il clima mediterraneo. E adesso però appunto, con la crescita delle temperature non riescono più ad avere un habitat favorevole, quindi insomma se ne trovano sempre meno, ed è evidente che insomma a breve sarà una specie destinata a scomparire. Ecco. Potrebbero sparire. Sì. Io mi ricordo 40 anni fa, 50 anni fa, che sugli scalini dei canali di Venezia, che li prendevamo con le mani, perché ce n'erano a iosa. Era una tipica specie di quelle che appunto era talmente abbondante che si prendeva quasi dappertutto in laguna e nei canali, no? E adesso invece sta diventando una specie rara davvero, quindi e proprio per queste caratteristiche che ha di essere adattata a climi più freddi e quindi soffre abbastanza il clima caldo, ecco, insomma. E c'è un limite per pescare questa specie, visto che... Ma no, in realtà no, nel senso che appunto non ci sono vincoli per queste specie, anche perché diciamo che non è neanche una pesca specifica, diciamo, è quella tipica specie che si prende insieme a molte altre se ce n'è, se non ce n'è no, e quindi ecco, in questo senso si trova anche meno al mercato, ma semplicemente perché è più raro catturarla, ecco. Sì. Una volta invece si andava proprio a pescarla, c'erano degli attrezzi appositi per pescare gamberi, tipo il paravanti, eccetera. C'era proprio una pesca specifica perché ce n'erano talmente tante che commercialmente valeva la pena. Esatto, sì, era un piatto tipico poi veneziano. Quindi. Assolutamente, sì. Poente schie, c'è anche una canzone di Lino Toffolo, Poente schie. E, ecco, quindi diciamo che questa è un po' la situazione allo stato attuale, cioè stiamo sicuramente appunto osservando più una diminuzione delle specie che hanno queste caratteristiche un po' più tipiche di un clima un po' più fresco, più freddo, e mentre in Adriatico no, stiamo vedendo proprio l'arrivo di specie termofile che risalgono dal sud, diciamo, in generale, ecco. Beh, le risalite della caretta può essere anche... Beh, allora quella è anche quella dei tonni, perché ad esempio stanno, diciamo, negli ultimi 2 decenni stanno tornando i tonni, tornato il tonno rosso, diciamo, a popolare, tra virgolette, l'Adriatico. Si pescano in certi periodi, adesso più o meno in primavera, tonni piccoli, diciamo di 2 anni, stimati 2 o 3 anni, che non erano tipici, diciamo, della zona. Probabilmente non è esattamente una questione di cambiamento climatico, perlomeno come nel caso della caretta non c'è tanto un'espansione dovuta all'aumento di temperatura, quanto proprio al cambiamento, diciamo, di abitudini anche alimentari. I tonni, ad esempio, probabilmente vengono qui per mangiare tutti gli invertebrati che stanno sul fondo del bacino adriatico, ed è appunto una cosa che non è proprio così tipica di un tonno, che tendenzialmente è un piscivoro, mangia pesci, li insegue e mangia. Invece si trovano appunto negli stomaci di questi individui, si trovano proprio dei grumi di fango predigerito all'interno del cui poi c'erano probabilmente degli organismi che vengono invece digeriti. E questa è ecco una cosa, quindi probabilmente quella della carretta è più o meno la stessa cosa, cioè un cambiamento di abitudini, un cambiamento di
rotte di movimento attraverso l'Adriatico e il Mediterraneo in generale, insomma, ecco. Ma e invece quali sono le specie nuove, diciamo per noi, che risalgono all'Adriatico? Allora, dunque, diciamo che quelle che si sono ormai stabilizzate sono, ad esempio, il pesce serra, che è amatissimo dai pescasportivi perché è estremamente combattivo, quindi dà soddisfazione. Soddisfazione. E poi c'è la lampuga che si trova al mercato, non è un pesce che conosciamo molto, ma c'è da qualche anno al mercato. Ci sono ad esempio delle popolazioni segnalate di barracuda, stabili ormai perché da qualche anno si trovano anche i giovanili, quindi gli individui piccoli, segno appunto che si stanno riproducendo, e stanno crescendo anche in abbondanza delle specie che c'erano già ma non erano così diffuse, come il dentice, poi l'orata stessa. L'orata è ad esempio una specie che è in forte crescita, tipica se vogliamo anche delle nostre acque, ma in questo momento sta diventando veramente molto molto abbondante, e la spiegazione in questo caso è sicuramente la crescita della temperatura dell'acqua, insomma, ecco. Quindi abbiamo le specie che c'erano e che avevano già un minimo di carattere termofilo che stanno... Un attimo che si è chiuso il microfono. Cosa succede? Eccolo qua. Ah. Ecco, eravamo arrivati a termofile. Sì, no, appunto, quindi dico, ci sono le nostre specie che hanno caratteristiche un po' termofile che stanno aumentando di numero, e sicuramente arrivi invece di specie nuove da sud. La cosa interessante è che abbiamo così fatto delle valutazioni usando anche i modelli, quelle disposizioni, i modelli climatici, diciamo, che prevedono l'aumento della temperatura a fine secolo, e quello che emerge è che praticamente nessuna delle specie che attualmente sono presenti in Alto Adriatico, neanche quelle termofile, sarà in grado di resistere all'aumento della temperatura a fine secolo. Cioè sostanzialmente la temperatura che è prevista in Adriatico sarà quella in cui potranno sopravvivere specie che adesso si trovano lungo le coste del Senegal, più o meno, in zona prettamente tropicale. Quindi bisogna vedere se nel loro spostamento entreranno nel Mediterraneo, se entrati nel Mediterraneo entreranno in Adriatico, se arriveranno fino a su. Però ecco, tutte le specie che ci sono adesso, forse con eccezione del granchio blu, sono comunque destinate a sparire, proprio perché la temperatura sarà eccessivamente. Di quanto parliamo? Parliamo di decimi di grado? Cioè No, parliamo di più di decimi di grado, siamo oltre il mezzo grado e probabilmente anche un grado, insomma, di temperatura. Per ogni anno? No, di temperatura media, aumento della temperatura media, diciamo, okay. Che poi significa appunto che le estati saranno molto calde, gli inverni saranno estremamente miti, se non caldi addirittura, e quindi sì, diciamo che la questione diventa estremamente complessa, anche perché poi appunto questo andrà a definire una variazione del cambiamento delle correnti che in questo momento caratterizza, e quindi si cambierà sostanzialmente molto di quello che c'è, però anche solo usando come misura, diciamo, come indicatore la temperatura, già questo ci dà delle grosse indicazioni sulla modalità, sulla velocità e anche sull'entità del cambiamento che dovremo aspettarci. Quindi, signori negazionisti, andate a vedere se trovate le schie, dopo ne parliamo. Esatto, o anche le pappaline in mare, che è la stessa cosa, insomma, tipiche specie d'acqua fredda che ormai non ci sono più. Ad esempio, appunto, le pappaline sono una specie di pesce azzurro praticamente, simile alla sardina più o meno, e tipica appunto del Mar Baltico. E in Baltico si riproduce d'estate. In Adriatico, quando c'era, aveva cambiato il ciclo vitale, per cui si riproduceva in inverno perché d'estate era troppo caldo per riprodursi. Quindi era veramente un esempio di adattamento di un relitto glaciale a una condizione in cui si è trovata intrappolata, e però sopravviveva bene, insomma, era una delle fonti anche di reddito in alcune situazioni della pesca
Un pesce azzurro, insomma. pelagica, è un pesce azzurro praticamente, sì, un pesce che, ripeto, diciamo, normalmente appunto conosciamo la sardina e l'acciuga, c'era anche la pappalina, però negli ultimi decenni è totalmente scomparsa, insomma. E quindi insomma i segnali ci sono e sono anche belli concreti, diciamo, eh? Sì, 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 beh, sono estremamente forti come segnali. E, e ripeto, e stiamo guardando solo la porzione, diciamo, dei pesci. Se poi ci allarghiamo, che ne so, a tutte le alghe piuttosto che agli uccelli, anche gli uccelli sono un altro gruppo che sta profondamente cambiando abitudini, rotte migratorie. Eh beh, Eh, c'è l'Ibis che sta facendo man L'Ibis bassa. esatto, l'Ibis tra l'altro è interessante perché probabilmente è una delle cause, anche se non studiata al momento, di riduzione del nostro granchio verde, quindi non si trovano più moeche e masenette, non solo perché il granchio blu compete, ma probabilmente perché nello stesso tempo l'Ibis si è adattato a mangiare il granchio verde. Lì proprio nella zona Cavallino, zona interna della laguna, abbiamo una serie di osservazioni dove ci sono degli ibis che sono specializzati a mangiare i granchi. Li pescano proprio, ci tolgono le zampe e poi li ingoiano. Cioè proprio specializzati quindi. Eh sì, perché allora l'ibis sarebbe un uccello non acquatico, diciamo non marino, ecco. Sarebbe un uccello da zone fossi, zona di campagna, dove mangia probabilmente sia invertebrati che anfibi o cose del genere. Invece abbiamo visto che si è specializzato e soprattutto è specializzato in granchio verde, perché quello blu quando lo trova non lo mangia. Troppo duro. Probabilmente ha la forma con le spine, no? Quindi siccome ovviamente non masticano, lo ingoiano intero, non riescono a gestirlo col becco, non riescono a ingoiarlo, quindi appena lo trovano, se per caso appunto frugando nel fango lo prendono col becco, lo buttano subito via. Quindi ci hanno provato, si sono adattati e È preferiscono. molto affascinante questa cosa della capacità di questi animali che secondo noi, non so, sono animali anche molto semplici, così invece sono affascinantissimi. No, ma appunto è la cosa che diciamo dimostra che hanno una capacità adattativa estremamente raffinata, no? Poi probabilmente non tutti gli ibis si sono specializzati a mangiare i granchi, quindi ce ne sono alcuni che magari non riescono semplicemente a prenderli, non ci provano, non hanno mai provato, quindi probabilmente è una porzione della popolazione che si è specializzata. Quindi non tutti, non è che è una cosa appunto istintiva che viene, lo fanno tutti e basta. È affascinante anche questa sensibilità al cambiamento delle temperature, delle correnti, eccetera, che sembra che noi umani invece non ce ne accorgiamo. Noi umani siamo bravi a far finta di niente. Più struzzi che Sì, sicuramente. Allora, ricordiamo anche velocemente che in questi giorni era la giornata delle zone umide, che sono quelle zone un po', no, di terra e di acqua. Sì, diciamo per certi versi lungo la costa le zone umide rappresentano le zone di transizione tra un ambiente acquatico marino, ad esempio, e un ambiente terrestre. In ambienti invece prettamente terrestri sono quelle zone che in qualche modo rappresentano dei serbatoi, diciamo, d'acqua dolce, ecco, che quindi interrompono il paesaggio terrestre e danno la possibilità a una serie di organismi che hanno bisogno di presenza d'acqua di sopravvivere, dagli uccelli agli invertebrati, rettili, anfibi, eccetera. Insomma, quindi hanno una valenza ecologica estremamente elevata proprio perché determinano una eterogeneità di paesaggio da un lato, nel nostro caso ad esempio lungo la costa, qui nord Adriatica, anche in termini di richiamo per uccelli svernanti ad esempio, quindi rappresentano una risorsa anche per quello, sulle rotte migratorie, diciamo, hanno un ruolo estremamente importante e ovviamente in un contesto di aumento di temperatura, aumento di siccità eccetera sono ambienti estremamente fragili, delicati e a cui bisognerebbe porre molta attenzione, insomma, ecco. Poi siamo sempre lì, se basta dedicare tra virgolette una giornata all'anno
per fare qualcosa, ma intanto Magari per ricordarcelo, ecco. No, Magari un'altra volta, professore, se abbiamo tempo, possiamo parlare delle bonifiche che hanno... potremmo. No, allora, lì è interessante anche perché si va a toccare, secondo me, anche l'argomento, diciamo, dell'agricoltura, che è un altro degli elementi estremamente come dire, Che critici. viene colpito Da un lato, esatto, critici perché da un lato estremamente impattato dal cambiamento climatico, dall'altro estremamente impattante diciamo, come contributo al cambiamento Esatto, climatico. sì. Quindi, paradossalmente sta nel mezzo e non riusciamo a uscirne vivi neanche da lì, insomma. Va bene, professore, grazie. Scusa Gian. No, niente, dicevo bene, sono sempre notizie che ci fanno piacere, insomma. Non sono mai ottimisti, Esatto. questo è. Esatto. Sì, dico sempre che bisognerà andare a comprare l'appartamento sul Montello per stare in riva al mare, no? Sì, per stare in riva al mare sicuro. Sì, esatto. Bisogna trovare disponibilità di amici trevigiani che ci ospitino nell'immigrazione verso... Insomma, senti, torniamo all'antico, perché bene o male tantissimo tempo fa qui non c'era la terraferma, quindi torniamo all'antico, dai, la natura si riprende ciò che è suo. Va bene, grazie professore. Grazie mille. Allora ci segniamo bonifiche. Va bene, io intanto studio. Bene. Buona serata a tutti. Grazie. Sola Galileo. Dimmi qual è la tua menzogna, ognuno ne ha una e ti dirò la mia. Parla, cos'hai nella testa, in camera da sola, con la finestra chiusa. Mentre guardi la televisione, senza troppa attenzione. Come fai adesso? Vuoi solo dormire? Magari domani ti passo a trovare. Dimmi qual è la tua vergogna? Ognuno ne ha una, non dirmi una bugia. Senti, ma cosa avresti dentro? 2 ore chiusa in bagno a rovinarti il viso, mentre ascolti la tua canzone senza troppa attenzione. Ma come fai adesso? Che vuoi solo dormire? Magari domani ti passo a trovare. Ti ho capito adesso. Ora stammi a sentire. Il segreto, il come, il non cosa fare. Il segreto, il come, il non cosa fare. Il segreto, il come, il non cosa fare. Il segreto, il come, il non cosa. Come fai adesso? Che vuoi solo dormire? Magari domani ti passo a trovare. Magari domani ti porterò al mare.
magari domani, magari domani. Magari domani, Sola, Galileo, l'abbiamo avuto ospite anche nei nostri studi, nella nostra mongolfiera. E restiamo sempre in zona Rossella. Restiamo sempre in zona e svolazziamo anche noi, come gli amici del nostro ospite, e andiamo a trovare Giovanni Timossi, che è un entomologo e si occupa anche lui di animali e cambiamento climatico. Sono animali un po' più piccoli dei pesci, ma molto interessanti. Benvenuto a bordo, Giovanni. Grazie, grazie e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, Dimmi. no, niente, queste zone umide qui da noi ospitano un sacco di personaggi interessanti, no? Sì, dunque, oggi volevo parlare un po' di qualcosa che è decisamente eccezionale dal punto di vista faunistico e adesso ci arriviamo. Per quanto riguarda il cambiamento climatico, ovviamente gli animali si spostano in base alle loro esigenze e quindi il problema principale è che se abbiamo delle specie che sono come sono moltissimi insetti come sapete hanno una dimensione anche molto piccola, quindi sono in grado di occupare delle nicchie ecologiche che spesso noi neanche consideriamo, e però hanno delle esigenze molto ristrette. Quindi basta poco perché cambino quelli che sono i fattori cosiddetti abiotici, cioè magari solo che l'umidità, la temperatura durante il corso dell'anno, per cui queste specie in qualche modo iniziano a rarefarsi o a distinguersi addirittura. Quindi oggi, anche se per ora io negli studi che sto facendo su questa specie che si chiama bombice delle balene della laguna di Venezia, e poi cercherò di sciogliere anche un po' le eventuali domande su che cos'è questo, chi è, insomma, perché si chiama così. Ecco, in questo momento non posso affermare che il bombice delle balene sia sottoposto a un effetto di rarefazione dovuto ai cambiamenti climatici, perché in laguna di Venezia hanno influito sulla rarefazione degli ambienti peculiari che ci sono in laguna, in particolare le balene hanno influito non solo i cambiamenti climatici, ma molto anche l'opera dell'uomo. Il moto ondoso non è solo una questione di cambiamento climatico, chiaramente è una questione ben più ampia di antropizzazione della laguna. E questa specie, che è un bombice, cosa vuol dire? È una falena, tanto per iniziare incaselliamola, perché spero che mandate qualche immagine ogni tanto, adesso la prendiamo un po' alla larga e dopo andiamo nello specifico. È una falena, quindi è una farfalla che vola solo di notte. Però è molto grande, non è che sia piccola, quindi non è che si vede facilmente se si sa dove andarla a cercare. E questa specie è intimamente legata alle balene della laguna di Venezia. E quindi quella che è praticamente una specie cosiddetta endemica, anche se specie è un concetto in questo caso che può fuorviare, perché in realtà è un ecotipo. Vi sto dicendo un sacco di cose che richiedono una spiegazione, però per farla un po' semplice, quello che voglio dirvi è questo, che questa specie è intimamente legata alle balene perché il bruco, perché è una falena, come molti ascoltatori sapranno, poi anche da altri interventi che ho fatto con voi, il ciclo biologico degli insetti, in particolare di farfalle e falene, è un ciclo completo che passa dall'uovo al bruco, alla crisalide e all'adulto. Il nostro bruco di questo bombice si nutre esclusivamente di limonium, e il limonium, che sarebbe quella pianta che fa i fiorellini bellissimi violetti che colorano le balene nel periodo finale dell'estate, il limonio è una specie caratteristica proprio delle balene della laguna di Venezia. E questa specie... Siccome magari molti possono anche non sapere cosa sono le balene, perché sono tipiche di questa zona, credo, no? Quindi ricordiamolo velocemente. Allora, le balene sono in inglese salt marshes o diciamo praterie salate. In realtà sono praticamente quelle distese tabulari che vengono sommerse periodicamente dalle acque di marea.
E sono particolari perché? Beh, intanto sono particolari nell'Alto Adriatico, esistono solo in questa conformazione, perché il gradiente, diciamo, le maree che ci sono nell'Alto Adriatico non sono dirompenti come quelle che ci sono sull'Atlantico. Lo stesso Mediterraneo non ha dei grandi cambiamenti di livello del mare nelle altre zone del bacino mediterraneo. Qua abbiamo una situazione molto particolare perché il bacino adriatico confluisce verso l'alto, è una sorta di canale in cui le acque iniziano a risalire con la marea dovuta chiaramente all'influenza anche della Luna, oltre che alla componente vento che c'è spesso, e portano a un innalzamento delle acque in laguna di Venezia, che come sappiamo supera anche il metro. Ma questo lo fa gradatamente, non è una marea dirompente come quella atlantica. Quindi cosa è successo? Che nel corso dei millenni, perché più o meno la conformazione della laguna adesso è quella che ha assunto da 10.000 anni, 12.000 a questa parte, si sono evoluti degli ambienti particolari. Uno di questi sono le barene, che sono delle superfici che si generano col deposito dei sedimenti che vengono trasportati dai fiumi e che vengono spostati dalle maree in laguna di Venezia. Ci sono prima le velme colonizzate dalle fanerogame marine cosiddette, penso che ne abbiate parlato spesso anche qua, e poi dopodiché pian piano il consolidamento di questi sedimenti da parte di alcune piante. Queste piante sono le uniche che sono in grado di sopportare l'elevata salinità che c'è, è minore a quello del mare aperto, però la salinità che c'è nella laguna di Venezia. Queste piante sono ben conosciute, caratterizzano queste superfici, inglobano i sedimenti e fanno in modo pian pianino, praticamente crescono pian pianino. Sono delle superfici quindi piane, potete vederle, basta che vi affacciate al passo di Campalto, per dire, oppure andate a Lazzaretto Nuovo, oppure andate a fare un giro al Cason delle Sacche in Valle Mille Campi, vi trovate le distese cosiddette delle barene. Cosa hanno di particolare e di molto delicato? Che non sono delle superfici solide, sono plastiche. Infatti le barene si muovono a seconda un po' di quello che riescono in base agli andamenti delle acque nella laguna di Venezia, o in questo caso, come adesso, purtroppo vengono disgregate molto facilmente dal moto ondoso. Potete immaginarvi delle piante come delle graminacee con degli apparati radicali che sono in grado di trattenere questi sedimenti, non abbiamo delle argille, non abbiamo un terreno solido, però ci sono queste piante particolari. Su queste piante particolari, una fra queste è l'Imonium, vivono i bruchi di questo particolare bombice delle barene, che è un ecotipo, si può dire, endemico della laguna di Venezia. Cosa vuol dire endemico? Vuol dire che è un areale in cui è presente molto ristretto. Il concetto di endemismo è una cosa abbastanza semplice da spiegare. Su tutte le Alpi abbiamo l'orso bruno e in Abruzzo abbiamo l'orso marsicano. Sono due specie differenti. Allora, sono sempre specie animali, ma chiaramente l'areale in cui è presente l'orso bruno è molto più piccolo. L'esempio estremo che si può fare per spiegare cos'è una specie endemica è una specie che vive in una grotta, solo in una singola grotta. Faccio un esempio che non è che forse alcuni conoscono, può essere il proteo, il famoso anfibio stranissimo che c'è nelle grotte della Slovenia, e poi ce ne sono altre specie in altre grotte. Quindi questo è il concetto. Ma cosa vuol dire? Che una specie, quando è endemica, è anche molto facile che si possa estinguere, perché ha un areale di distribuzione molto ristretto, si è localizzata in un particolare ambiente. In questo caso la nostra specie, il bombice delle barene, si è localizzato nella laguna di Venezia. Diciamo che si spinge fino anche alla laguna di Grado, un po' verso Trieste, ma non oltrepassa ad esempio il Po verso sud. Quindi è una specie caratteristica e unica della laguna di Venezia. È un ecotipo, non è una vera e propria specie, cioè non si è differenziata geneticamente dai suoi, diciamo, amici, per così dire, o parenti più stretti, perché però si trova esclusivamente in questa situazione. È un ecotipo perché si è adattato a un particolare ambiente. Il nome scientifico di questa falena è Malacosoma castrensis,
nel nostro caso si chiama Malacosoma castrensis veneta. Nel resto della sua areale di distribuzione questa specie si avvicina praticamente mai alle zone costiere, si trova sempre in collina o addirittura in quota fino a 1500 metri di quota. Quindi cosa è successo? È successo che nel corso delle ere geologiche, sapete che in qualche modo la linea di costa dell'Adriatico si è abbassata fino al Gargano, alla penisola del Gargano, ma anche più in giù. Nel corso delle ere geologiche questa popolazione si è isolata da tutte le altre. È difficile da capire magari adesso, perché abbiamo un territorio completamente sconvolto e occupato dalle attività umane, ma dovete immaginare che dietro alla laguna di Venezia, finché diciamo l'uomo non ha iniziato a disboscare ovunque per coltivare, c'erano delle selve enormi. Questi hanno fatto un po', e poi dietro le selve ci sono le colline, poi le Dolomiti, le montagne e le Alpi. Questa fascia quindi di zona di costa, che poi è diventata la laguna di Venezia, era una zona separata in pratica dalle zone in cui questa specie abitualmente vive, e nel corso di migliaia di anni si è adattata a questo ambiente molto particolare, che sono proprio le barene. E il limonium per mangiare. E il limonium per mangiare. Ora, la cosa eccezionale è che il limonium è una pianta molto particolare, ha un forte fittone ed è una pianta perenne, ma soprattutto è una pianta che fiorisce a fine estate, no? Ma è la prima, diciamo, a germogliare sulle barene. Se voi fate caso, andate verso febbraio-marzo, verso marzo, quando inizia a essersi un po' più di caldino, su qualche barena, vedrete un sacco di piante ormai secche, compresi i fiori del limonium, che ormai sono seccati, poi ci sono graminacee, le spartine, ci sono delle altre piante particolari, e vedrete che alla base, dove ovviamente non c'è l'acqua, chiaramente, ci sono le rosette del limonium già che iniziano a germogliare. E infatti questa specie, verso i primi di marzo, metà marzo, inizia a fuoriuscire, diciamo, inizia a emergere dal bruco, dall'uovo, inizia a fuoriuscire il bruco, che ha come unica fonte alimentare proprio le foglie del limonium. Se state passando qualche fotografia che vi ho girato, vedete un po' di particolari, chi ascolta vede un po' di particolari. La cosa quindi eccezionale è questa. Come si fa una specie che abitualmente vive sulla terraferma, e in tutti i libri di entomologia e in tutte le nozioni che sappiamo di questa specie fin da quando è stata descritta nel 1758 da Linneo, il buon Linneo con la sua 12ª edizione del Sistema Nature, l'ha descritta e ha dato come piante alimentari solo piante, diciamo, non di ambienti di laguna, cosiddetti alofili, possiamo utilizzare anche queste parole, spero, perché ormai sono di dominio comune. Come ha fatto? Non sappiamo come ha fatto, però di sicuro è un successo evolutivo, perché è chiaro che è un ambiente, la laguna e le barene in particolare, queste cosiddette praterie salate, molto selettivo. Lo è selettivo per le piante che ci sono, che sono poche, perché sono le uniche, come le salicornie, che assomigliano alle piante grasse, sono in grado di resistere alla salinità, no? E invece qui chiaramente quindi abbiamo un minore numero intanto di predatori, e quindi è una disponibilità di alimento evidentemente in cui c'è pochissima concorrenza, e di conseguenza pian pianino nel corso di migliaia di anni si è localizzata questa, se volete chiamarla razza, possiamo anche dire razza, in realtà è una sottospecie anche dal punto di vista genetico, anche se poco differenziata, ed è infatti un cosiddetto ecotipo, si è adattata a mangiare le foglie del limonium. Diciamo che è una razza piave. Questo è un dato inedito, però, io sto studiando questa specie da almeno 5-6 anni, è un dato inedito, nessuno pensava che fosse una specie monofaga su un'unica pianta, invece è proprio così. Ed è l'unico bruco che se qualcuno ogni tanto va in giro per la laguna e ha la voglia di gironzolare su qualche barena, con le adeguate attrezzature, vero, stivali o altre attrezzature che ho sperimentato io sul campo, che
vi permettono di camminare dove magari c'è il terreno che non è che vi sostenga il peso. Se vede qualche bruco, lo vede, è l'unico bruco che può vedere è quello appunto del bombice, delle barene. Sai cosa c'è di affascinante? Che anche tu, come il professor Prenobi prima, parlate della capacità dei non umani di adattarsi all'ambiente, di trovare anche le strategie, insomma, no? A seconda del posto in cui si trovano. Molto affascinante. Certo, la storia della vita sulla Terra è una storia di adattamenti e di fallimenti che hanno portato poi a fare in modo che solo alcune specie, quelle che vediamo adesso, siano sopravvissute a ecatombi e a stragi incredibili, sia dovuti a cambiamenti climatici improvvisi come possono essere stati quelli dovuti a un meteorite che ha sconvolto completamente il clima della Terra, o come lo possono essere stato anche ovviamente altri fattori. Quindi noi adesso abbiamo, però la cosa importante è questa, intanto che vorrei che le persone che ci ascoltano capissero che questa è una specie da tutelare. È una specie che ci serve anche per capire la conservazione delle barene, perché è un ottimo bioindicatore, visto che non può vivere al di fuori delle barene della laguna di Venezia. La cosa interessante è che non sappiamo ancora molto del ciclo biologico di questa specie, va bene? Che se le fotografie intanto le fate scorrere, ha tutte le sue particolarità. Allora, la femmina depone le uova non sulla pianta alimentare del bruco, attenzione, è un fatto già eccezionale, una specie che ha il bruco monofago su una pianta, in qualche modo la femmina depone le uova generalmente sulla pianta di cui si alimenteranno i bruchi appena nati. Sapete che è fondamentale per qualsiasi essere vivente l'alimentazione nei primi attimi di vita, neanche nei primi giorni, per cui già questo è un fatto eccezionale. Non depone le uova generalmente sul limonio, anzi non le depone, io non le ho mai trovate, ma le depone su altre piante. Ma c'è un motivo anche tecnico, se passano le foto vedrete che il manicotto viene deposto a una certa consistenza, la falena non è di sicuro piccola, fa fatica a deporre un anello come quello che spero che fate vedere, su un ramo di limonium che sapete benissimo non è lineare. Quindi già questa è una cosa particolare. Quindi i bruchi, che poi vedete in una fotografia spuntano proprio verso metà marzo, devono anche andarsi a cercare la pianta alimentare, non sono sulla pianta alimentare. E già questo per un esserino così piccolo dite, va bene, ma oltretutto, come se non bastasse, sembra un po' la storia della colonizzazione umana della laguna di Venezia, no? Come se non bastasse, deve pure stare attento a non finire sommerso quando l'acqua inizia a alzarsi, e una parte delle barene alcune volte vanno sott'acqua, alcune volte no, dipende dal gradiente di marea che c'è, però fra marzo in cui nasce e giugno in cui volerà l'adulto, sotto acqua ci va di sicuro se non sta attento. Quindi adesso questa è un'interpretazione un po' diciamo antropocentrica e un pochettino in commedia, no? Però è interessante capire che questo animale si è adattato come? Ma semplice, lui sa quando sale la marea e sa quando scende, chiaramente. I motivi per cui adesso fisiologicamente reagisce a questo innalzamento, abbassamento della marea, non li conosciamo perché abbiamo una grandissima ignoranza verso questi piccoli organismi nella loro fisiologia soprattutto, però sta di fatto che è così. Oltretutto questi bruchetti quando crescono nelle prime fasi di vita stanno aggregati tutti insieme, si vogliono bene, stanno tutti insieme e dicono è meglio se stiamo, e fanno una sorta di tenda, cioè stanno all'interno di una tendina che creano producendo della seta, e si sposta questa stendina, il gruppo si sposta su e giù a seconda delle... E io negli allevamenti che ho fatto fuori dalla laguna di Venezia avevo infatti questa cosa strana, cioè avevo una gabbietta di allevamento che non era assolutamente in laguna di Venezia, era a Mogliano Veneto, dove abitavo allora, e mi vedevo i bruchi che si alzavano su e giù per la gabbietta senza nessun motivo, cioè che motivo hai di muoverti dalla tua pianta alimentare e farti un giro per la serra, per cosa? Ma poi in realtà ho capito col tempo che se andate in barena durante il periodo di maggio, in cui i bruchi sono nella loro ultima, diciamo, fase di accrescimento, quindi sono belli grossi, si tratta di 7-8 centimetri di bruco, ve li trovate con l'alta marea in cima
in cima a uno stelo di una spartina o da qualche altra parte, che anche lì se uno ci pensa dice, ma io quando mai vedo un bruco così esposto, perché chiaramente il bruco è la fase più, diciamo, a rischio di predazione, no? Dell'animale, perché l'uovo difficile anche solo che vederlo in balena, il bruco quando diventa grande, e poi per tutti gli animali i bruchi degli insetti in generale sono una prelibatezza, è un gamberetto, quello di prima è una schia, è una coda della mazzancolla, cioè non ci scarti niente, perché scarti la testa e il resto è un cotechino, per così dire, bello tenero, esatto. Quindi vabbè, sono protetti da dei peli che sono debolmente urticanti, non sono neanche. Quindi c'è tutta questa componente. Poi oltretutto alla fine di questo percorso il bruco si dovrà anche creare il suo spazio per fare un bozzolo, incrisalidarsi, perché sapete che la fase di stasi, no, cosiddetta, è quella di crisalide, per poi da cui poi emergerà l'adulto. Il bozzolo viene spesso tessuto fra le salicornie o nelle foglie del limonium. Quindi il bozzolo, che è un bozzolo di seta come quello del baco da seta, per così dire, del cosiddetto, finisce sommerso comunque dall'acqua quando si alza, perché è una fase in cui non ha nessun tipo di capacità di mobilità. Quindi un'altra cosa ulteriore è la capacità di sopravvivere sommerso in qualche modo all'interno di un bozzolo. Ora, questa è una cosa abbastanza eccezionale sicuramente. La cosa poi ancora più strana è che questi animali, ad esempio nella fase adulta, pensano solo a riprodursi, non hanno un apparato boccale funzionale, e questa falena ad esempio non può essere individuata come un impollinatore perché non ha un apparato boccale funzionale, quindi non sugge nettare. Cosa succede? Semplicemente che consuma tutte le proprie energie per riprodursi, dopodiché andrà a morire in acqua. Cioè muore di fame, scusa. Esattamente, più o meno sì. Poverina. Purtroppo sì, però in compenso quando è bruco mangia tantissimo, per cui compensa, no? Un po' ma adesso a parte le battute, questa era. Allora, è interessante questo. Noi in Laguna di Venezia abbiamo questo ecotipo, abbiamo altre specie endemiche, solo che di farfalle, anzi in particolare di falene sempre. Quindi noi non siamo più abituati a vedere il mondo naturale che ci circonda in maniera curiosa. C'è chi lo fa, chi lo ha fatto prima di me e chi ha descritto queste specie, lo sto facendo io ancora adesso, e chiaramente è anche giusto che dica che prima di me si è accorto qualcun altro della particolarità di questa specie, e questa è la storia che poi va dietro, anche la storia delle persone che hanno studiato questa specie particolare, perché una volta ce n'era una così grande abbondanza che era impossibile non vederla, non notarla e non pensare che era una cosa sicuramente unica nell'ambiente veneziano. Giovanni, noi staremmo... scusa. No, volevo appunto ricordare che abbiamo anche già detto che anni fa, quando correvi con l'auto, avevi tutta l'auto sporca dagli insetti. Adesso è sempre bella pulita, fai chilometri e Purtroppo non c'è chilometri. questo problema. Esatto, io adesso non so quanto tempo ho ancora, penso... E in effetti credo che l'abbiamo ampiamente superato. Come Vabbè, noi staremmo ad ascoltarti perché è veramente molto molto interessante, no? Come un piccolissimo animaletto, Esatto. sia così ricco di sorprese, di cose strane. Però ti Esatto. richiamiamo, come sai ti richiamiamo. Fatemi dare solo onore Sì. a chi ha fatto per primo gli studi su questa specie, che era l'abate Chiereghin di Chioggia. L'avevamo già trovato da qualche altra parte, Sì. no? La batte che Esatto, di cui il Canova e Lazzaro Spallanzani dicevano aveva l'anima nelle mani, perché era un artista favoloso e ha fatto dei disegni, compresi quelli del Bombice, eccezionali, e poi ha una storia tutta sua che ecco, potrebbe essere un argomento ancora di un altro appuntamento, però è stato lui che ha dato l'incipit
e si è messo contro gli svedesi, contro i mitteleuropei. Allora la prossima volta ci racconti di sto che È un mito. perché esatto. Dobbiamo saperne di più. Sì. Va bene. Bisogna difendere le glorie locali, qua nazionali. Grazie mille Giovanni. Niente, grazie a voi, grazie che avete la pazienza di seguirmi. Ma no, è sempre Sì, interessante. no, è affascinantissimo. Esatto. Grazie mille. Human. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can sit through this and see what's behind. And no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie. Don't pray for forgiveness for making you cry. For making you cry. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Some people got a real problem. Some people out of luck. Some people think I can solve them. Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Take a look in the mirror and what do you see? Do you see the clear or are you deceived? And what you believe? I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got a real problem. Some people out of luck. Some people think I can solve them. Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. 'Cause I'm no prophet or Messiah. And you should go looking somewhere higher. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Eccoci qua nuovamente col nostro terzo ospite. Rossella, facciamo un salto in Cina? Virtuali in Cina e virtualino a Padova, nella provincia di Padova, e prendiamo a bordo Luciano Barbato, che è un esperto di informatica e dintorni, e ci aiuterà un pochino a capire qualcosa intorno alle, giustamente ci ha detto adesso mentre ci preparavamo, alle intelligenze artificiali, e soprattutto all'ultima che ha dato uno scossone un po' a una situazione che sembrava calma piatta. Benvenuto a bordo Luciano. Grazie mille, benvenuti, grazie, è un piacere ritrovarvi. Sì, appunto stasera parleremo di intelligenza artificiale, però da un altro punto di vista, non i soliti cos'è l'intelligenza artificiale, gli utilizzi che si possono appunto avere con questo tipo di applicazioni, ma un aspetto economico e politico
per quanto possibile, se non altro come spunto di riflessione. Ok, come dicevamo anche l'ultima volta che ci siamo sentiti introducendo l'intelligenza artificiale, abbiamo detto che l'intelligenza artificiale è una tecnologia che consente a computer o comunque dispositivi elettronici di simulare l'intelligenza e le capacità di risoluzione tipica degli esseri umani. Diciamo che l'intelligenza artificiale non è un argomento di questi anni, perché è riconosciuto come padre dell'intelligenza artificiale un matematico inglese, Alan Turing, che per chi è appassionato magari anche di film, è stato perfetto, è stato C'è un appunto bel film, appunto. la persona che ha contribuito a decodificare cos'è l'Enigma, la macchina in cui i Esatto. tedeschi nella seconda guerra mondiale criptavano i loro messaggi. Bene, tramite i suoi studi di matematica e filosofia, tra parentesi, nel 1950 pubblica un articolo intitolato Computing Machinery and Intelligence, in cui effettivamente lui era convinto che le macchine potessero raggiungere un livello di intelligenza artificiale, ma solo seguendo gli schemi di ragionamento del cervello umano. Su questo suo articolo si basa molta della letteratura, diciamo, degli studi dell'intelligenza artificiale. Che adesso Sì. insomma ha fatto passi in avanti con questa ultima nuova uscita, no? della intelligenza cinese, no? Che ha Esatto. un po' smosso un po' tutti i vari equilibri. Ma molto li ha smossi, insomma, perché come ho letto in un articolo che veramente ha toccato il punto, nessuno aveva mai sentito parlare di DeepSeek, finché tutti hanno cominciato a parlare di DeepSeek. Perché questo fondamentalmente è nato con un rovesciamento dello scenario. Perché prima di tutto chi ha creato questo DeepSeek fondamentalmente l'ha creato l'ha rilasciato con un modello open source intanto. Cosa vuol dire open source e closed source? Open source vuol dire che qualsiasi applicativo, programma, ecco, tanto per non fare troppo il sofisticato, ha un codice con cui è stato scritto che è liberamente consultabile da tutta l'umanità. Al contrario del closed source cosiddetto, per esempio sistemi operativi Microsoft, sistemi operativi Apple, applicativi per esempio Office, che sono con un sistema, a parte a pagamento, sono appunto chiusi come sistemi, sono a tutti gli effetti delle proprietà intellettuali private. Allora, cosa hanno fatto questi? Hanno appunto creato una struttura sviluppando fondamentalmente dei neolaureati giovani cinesi, non privilegiando vecchi ingegneri informatici, che passatemi il termine vecchi, anche se si parla di gente di 30-35 anni, ma soprattutto che non venissero da università americane, appunto una tavola completamente pulita e nuova su cui scrivere questi nuovi prodotti. Naturalmente, cosa di particolare DeepSeek, oltre a essere open source? Sicuramente richiede dotazioni hardware nettamente inferiori ai vari prodotti finora conosciuti. ChatGPT, la prima, la più famosa probabilmente, Gemini, Meta AI, Claude, Copilot. Praticamente ogni multinazionale si è fatto la sua intelligenza artificiale per scopi giustamente leciti, scopi monetari per ricavare appunto ricavi. Con DeepSeek invece
il paradigma è cambiato. Ognuno si può scaricare questo applicativo, ospitarlo nel proprio server, se uno ha piacere, e con un server intorno ai 4-5 mila dollari è possibile far girare questa intelligenza artificiale. Sicuramente, non avendo più necessità di avere chip adatti all'utilizzo, non avendo più necessità di avere un hardware stradedicato e super costoso, il primo impatto è stato quello di dare uno scossone, entrare a gamba tesa, dico io, sui soldini delle principali multinazionali stalle strisce, diciamo, fondamentalmente. Anche perché DeepSeek si è dimostrata molto performante in certi ambiti di utilizzo. È chiaro, è un prodotto che ha 10 giorni, 15 giorni di uscita, naturalmente è stato scaricato e fin dall'inizio comunque è stata l'applicazione più scaricata dal store di Apple, davanti a ChatGPT per esempio. Naturalmente sono andati subito ai ripari, anche perché cominciando col fatto che per esempio una macchina a basso costo possa ospitare un'istanza di DeepSeek, sono cadute per esempio tante necessità di gestione dei data center, perché ai fine dei conti tutti questi grossi volumi, quantità di hardware dedicato, costosissimo e potentissimo, ha necessità di essere alimentato con notevole energia. Addirittura si legge in giro che Microsoft ha intenzione di rimettere in funzione piccoli reattori nucleari per fornire una quantità di energia sufficiente per alimentare questi grossi data center. Litri e litri, anzi ettolitri di liquidi per raffreddare tutte le CPU. Cioè c'è anche un aspetto, come si può dire, green, visto che è tanto di moda adesso, da non sottovalutare. Ecco, DeepSeek questo l'ha parzialmente messo accantonato, perché appunto le risorse su cui far girare decentemente queste istanze sono anche ridotte. Allora, parlavamo prima dello sconquasso che ha subito i mercati, e appunto fa anche da aprire una porta sulla natura di queste novità. Praticamente fin da subito c'è stata una guerra veramente forte fra Stati Uniti e Cina, una guerra a momento commerciale naturalmente, perché hanno subito cominciato a utilizzare ogni mezzo per bloccare o perlomeno limitare l'utilizzo di questa nuova tecnologia. Dal bloccare intanto gli store di Microsoft, di Android e Apple come scaricamento, diciamo, e poi trovare giustamente dei problemi di natura etica su quanto riguarda la quantità e che tipo di dati che vengono presi, diciamo, dagli utenti, con cui gli utenti poi interagiscono continuamente. Sono come si può dire, necessità che anche nel mondo occidentale, sempre più presente, sempre più attento alla gestione dei nostri dati, dobbiamo appunto tenere in considerazione. Quindi
è tutto bello quello che sembra, però cominciamo a mettere dei paletti per quanto riguarda la gestione dei dati in cui noi andiamo a interagire con DeepSeek, naturalmente. Già il garante nostro della privacy ha già bloccato il DeepSeek perché appunto perché non hanno spiegato i dati Esatto. nostri che cosa ne faranno. non è no? stato soddisfatto, diciamo, della risposta che ha ricevuto appunto sul che dati vengono prelevati e che poi che razza di utilizzo viene poi fatto di questi dati. Torniamo al discorso della borsa. Fondamentalmente tutti siamo pienamente al corrente della grossa crescita che ha avuto un colosso come Nvidia, società specializzata appunto nella costruzione di chip, appunto soprattutto destinati al boom dell'intelligenza artificiale, e dal 2022 ha avuto un fatturato di 4,8 miliardi di dollari, nel 2024 ha sfiorato i 67 miliardi di dollari in utili. Non parliamo di fatturato, parliamo di utili. E questo grazie alla sua domanda fondamentalmente di CPU che raggiungono fino a 25 mila dollari l'uno. Cioè un cippettino neanche tanto, insomma, può raggiungere anche i 25 mila dollari. Allora, grazie o per colpa di appunto DeepSeek, in poche ore ha perso il 17% della sua capitalizzazione, 589 miliardi di dollari. Quindi ecco, parliamo una cifra non indifferente. E naturalmente anche a cascata, anche tutte le altre società, quindi Advantest, uno dei principali fornitori appunto di Nvidia, l'8,6%, Broadcom, una ditta appunto che fornisce componenti di rete, 18%, Microsoft con Alphabet e Meta e Amazon ha perso il 3%, quindi hanno dovuto per forza correre ai ripari e comunque tentare di bloccare questo nuovo ingresso, diciamo, nel mondo dell'intelligenza artificiale. Naturalmente, no, Sì, scusa, vai. no, volevo chiederti, secondo te allora abbiamo i grossi l'impianto, diciamo, americano, la Cina, ma e l'India si sta preparando, anche lei se sai. È una così L'India, che mi è venuta chiaro. adesso. No. L'India è sempre stata una grande fornitrice, passatemi il termine che non è molto molto corretto, di persone, di ingegneri specializzati in matematica. Non ho notizie di una loro presenza, ecco, se non altro, nel mondo, almeno al momento, a meno che non domani non escano anche loro con una loro intelligenza artificiale. Sì, E perché quindi, appunto c'è da aspettarsi che anche altri paesi incominciano già, certo, perché certo. non stanno. Indubbio. E l'Europa, scusa, cosa fa Ecco, intanto? posso dire, L'Europa, la è vecchia proprio quello che stavo Europa. dicendo, stavo appunto arrivando a questo, l'Europa dorme. Ecco. Troppo impegnati, a mio modestissimo avviso naturalmente, a garantire il futuro green del mondo, a garantire la pace nell'Europa, come vediamo tutti i giorni, insomma. Sei ironico, vero? Spero. Molto ironico. Basta, come dico sempre, basta non guardare i telegiornali e non leggere i giornali nostri. Basta pensare con la propria testa e vedere cosa c'è in giro, insomma, ecco. No, scherzi a parte adesso. Non pervenuta all'Europa. Questo Non lo dico pervenuta molto, come su tanti altri fronti. Vabbè. certo, siamo ancora al traino di oltreoceano, si utilizzano appunto prodotti delle multinazionali americane per qualsiasi cosa. Quindi, come dicevi te, Europa non pervenuta. Quindi
Sì, abbiamo anche la crisi del Congo che può dare un po' di fastidio a tutto quanto ciò che riguarda appunto i chip, no? Sì, La materia primaria e quindi sì, 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 anche anche là e anche perché, qui l'Europa è silenziosa. sì, No, anche perché fondamentalmente non è da oggi, neanche da ieri, ma sono decenni che i cinesi, ecco, diciamo così, generalmente stanno investendo In Africa, nel continente africano certo. da decenni, caspita. Va bene. Quindi non lo fanno sicuramente per spirito di volontariato Certo. missionario. ma sicuramente vogliono il loro tornaconto finanziario, Certo. insomma, ecco, questo è indubbio. Va bene, dai, Eh, Ecco, quello che finché... volevo dire Sì, appunto, proviamo a utilizzare un po' il nostro cervello e vedere, stare intanto attenti, utilizzare anche di psiche, perché no, però al momento direi che è uno scontro, chiamiamolo così, o comunque è un testa a testa tra due certo. modelli fondamentalmente di gestione, uno open source e l'altro Eh sì, closed source. esatto, sì, E sì. come diceva per esempio un capo di Yan LeCun, capo dell'intelligenza artificiale di Meta, i modelli open source stanno superando quelli proprietari. Certo. È vero, non lo so, come dicevo prima, la situazione è fluida, è in continuo aggiornamento e quindi ma risentiremo prossimamente E con... quindi ti E richiameremo. quindi ti richiameremo, magari ti richiameremo stando noi in panciolle e ti facciamo chiamare dalla nostra assistente dell'intelligenza artificiale. Ecco, spero di avere una voce migliore, ma accontentatevi di questo al momento, dai, via. Va bene. È stato un piacere. Luciano, grazie Alla prossima. mille e alla Buona serata a prossima. voi. Saluti, grazie ancora, ciao. Ciao. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che
Ed eccoci qua e questa volta però ritorniamo, abbiamo parlato prima del Congo, ritorniamo a sentire un po' le novità, cosa sta succedendo, cosa è successo in questa settimana. Con noi Silvia De Giuli, ciao Silvia. Ciao, ciao a tutti. Bentornata a bordo, che se ne sta sempre in Kenya e lei è lì apposta per raccogliere per noi informazioni su quello che succede in quel continente un po' travagliato. Allora, la settimana scorsa ci hai raccontato, per chi l'ha persa è stata veramente una conversazione molto interessante, ci ha parlato un po' di questo scoppio per noi europei che non siamo mai informati su niente, su quello che succede al di là dei confini, e di questo scoppio improvviso di violenza, sembrava quasi una guerra, insomma, in atto. Così, come stanno andando le cose? Sì, in effetti sembrava una guerra che stesse proprio per scoppiare in una dimensione più grossa, anche perché i ribelli del Congo dell'Est, dopo aver preso Goma saldamente nelle loro mani, avevano dichiarato di voler arrivare sino a Kinshasa e Che è la sono capitale? che è la capitale del Congo, che è dall'altra parte proprio del paese a 2000 chilometri verso ovest, e hanno iniziato però con certezza ad avanzare verso sud. Sono arrivati a circa un centinaio di chilometri da Bukavu, che è la cittadina dall'altra parte del lago, a sud del lago Kivu, vicina già al confine col Burundi. Quindi, e per di più vi avevo detto che che era stato confermato un summit dell'Associazione dell'Africa Orientale, dei paesi dell'Africa Orientale, che si è tenuto però senza la presenza del presidente del Congo, che quel giorno ha invece preferito volare in Angola a parlare con un altro mediatore, cioè non il mediatore kenyota, ma il mediatore angolano. Questo era venerdì scorso, mi pare. Quindi da un lato l'M23 che avanza con le truppe, il presidente che diserta un primo incontro diplomatico, dichiarazioni violente da parte di entrambi, ma soprattutto del governo congolese che chiama all'arruolamento, e si sono iniziati ad arruolare decine di giovani nelle varie città, soprattutto nell'est. Quindi sono stati giorni abbastanza difficili. Ieri sera, ieri mi pare, lunedì, l'ambasciata americana a Kinshasa ha invitato i suoi cittadini a lasciare il paese, quindi è stato un momento di nuovo di paura. Dall'altro canto cosa è successo? Che Goma, essendo in mano a questa amministrazione Tutsi ruandese, si sta stabilizzando e i profughi stanno addirittura lasciando questi enormi campi profughi che avevano raggiunto, che erano stati creati nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni o negli ultimi mesi, mentre fuggivano dall'avanzata dei ribelli. Invece è stata garantita loro scusate, non so se siamo ancora in linea. Sì, stiamo. Ok, scusa. Siccome dici delle È stata cose garantita molto impegnative, noi ci concentriamo. Come, scusa? Siamo molto concentrati perché ci dici un sacco di adesso abbiamo un po' cominciato a focalizzare, però siamo attenti. No, ma ho perso lo schermo e non ero più sicura. Comunque, ai profughi sembra, ovviamente io non sono lì, però dalle testimonianze che leggo, dai reportage sia dei francesi che della BBC che di Al Jazeera, gli è stato detto: tornate pure nei vostri villaggi, tornate a casa, che avete la vostra sicurezza, la garantiamo noi. Mentre l'esercito e la polizia ruandese pattugliano effettivamente la città di Goma. Allora, la cosa positiva è che
comunità per la SADC, la comunità dell'Africa australe, che riunisce invece 18 paesi, 16 paesi forse, ed è più grande di quello orientale, ha chiesto una riunione congiunta. Quindi i paesi del sud dell'Africa meridionale, che tendenzialmente appoggiano il Congo e sono anti-Ruanda, hanno chiesto però un incontro e l'hanno ottenuto congiunto con i paesi dell'Africa dell'Est, che si terrà sabato. E proprio oggi l'M23 ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale, dicono loro per ragioni umanitarie, però diciamo che in vista di questo incontro molto importante, che speriamo davvero riesca a tenersi sabato, da oggi ci dovrebbe essere un cessate il fuoco e hanno anche dichiarato di non avere alcuna intenzione di invadere Bukavu, la città a sud del lago. Sicuramente ci sono state migliaia di feriti e centinaia, forse circa 1 migliaio di morti. Ancora non avevamo le cifre quando ci siamo sentiti la settimana scorsa a Goma, e poi sicuramente ci sono stati ancora molti morti in questa avanzata che l'M23 ha fatto verso il sud. Però per il momento la situazione oggi è un pochino più positiva o meno negativa, ma la decisione dell'ambasciata americana, questi incitamenti alla guerra, per esempio ho sentito un tweet di un deputato regionale lì del Kivu che ribadiva la contrarietà ai negoziati, perché hanno timore che le pretese dei Tutsi congolesi siano troppo alte, cioè quindi ribadiva la contrarietà ai negoziati e di nuovo incitava a difendere il paese e così via. Insomma, rimane una situazione, secondo me, abbastanza precaria. Quindi adesso per il momento Goma, che è la città più grande e vicinissima al confine ruandese, è in mano a questi ribelli, fra virgolette, dell'M23, che però sono ispirati, diciamo sempre fra virgolette, da Ruanda, giusto? In mano saldamente, e concordano tutti sul fatto che tale rimarrà. Sarà difficile che venga, e giustamente l'altra volta ci spiegavi, adesso è stato così anche con il precedente ospite, dicevamo, no? I metalli preziosi, terre rare, che a Ruanda naturalmente fanno gola, come probabilmente fanno gola a un sacco di altri attori, ma... Sì, sicuramente, infatti questo viene proprio ormai dichiarato pubblicamente in tutti i discorsi a livello proprio di ministeriali e presidenziali. Anche il presidente del Sudafrica da pochissimi giorni ha denunciato il Ruanda attaccandolo verbalmente, dicendo: voi volete impossessarvi di quelle risorse, soprattutto del sottosuolo. E da Ruanda gli hanno risposto: tu pensa alle miniere di cui sei tu proprietario, la tua missione di pace, perché vi ho detto che anche il Sudafrica ha inviato truppe, ha avuto anche dei morti per la cosiddetta missione di pace della SADC, non è, dice Ruanda, sostiene Ruanda, non è in realtà per la pace o per difendere il popolo congolese, ma per difendere i tuoi interessi personali. Quindi la situazione è proprio molto intricata. Alla base c'è sicuramente un grosso discorso economico e anche demografico, perché Kagame, cioè Ruanda, da un lato dice: ma noi abbiamo 100.000 rifugiati congolesi qui da noi, e gli altri dicono: voi volete tenervi la terra anche per poterla fare occupare, o addirittura chi usa termini più secchi, Kagame vuole deportare i suoi abitanti verso le terre del Congo, spacciandoli per ex rifugiati, mentre invece vuole
trovare uno sbocco, come era nel nostro, anche noi avevamo bisogno, come si chiamava, dello sbocco. La terra e il sole, no? Era il sole. La terra e il sole. Va bene Silvia, grazie mille. Non è un orizzonte molto limpido, diciamo, ma insomma speriamo, non so bene cosa, però sappiamo che possiamo contare sulle tue corrispondenze. Speriamo che sabato questo incontro avvenga davvero e che si calmino un po' gli animi da entrambe le parti. Ciao, Bene, grazie. ciao, grazie mille. Ciao. Just
Eccoci qua nuovamente, Rossella, con la nostra mongolfiera torniamo a casa in quel di Cavallino Treporti tra laguna e mare e parliamo di musica. Con noi c'è Federica Faccincani. Buonasera Federica. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, benvenuta a bordo. Eh, Grazie mille per l'invito, grazie. E grazie a te e come sempre alla fine di ogni programma parliamo sempre di musica. Con noi c'è la musicista Federica che suona il clarinetto. Sì, suono il clarinetto e insegno anche questo strumento in una scuola media a indirizzo musicale. Bene, allora questo clarinetto che intanto è della famiglia, parliamo un attimino dei vari strumenti a fiato, il clarinetto è legno, no? Se non sbaglio. Sì, esattamente, il clarinetto appartiene alla famiglia dei legni. Infatti, quando lo troviamo in orchestra, lo ritroviamo sempre nella famiglia dei legni che è composta dall'oboe, dal fagotto, appunto dal clarinetto e dal flauto. Ehm, È quella all'inizio di Gershwin, no? L'inizio, sì, no? Che si sente, quello è il sì. suono del clarinetto. Assolutamente sì, quello è uno degli inizi più scoppiettanti che abbiamo nella musica classica, perché appunto la Rhapsody in Blue parte proprio con un clarinetto completamente da solo, Mm. che fa un glissato che è magico, è veramente un momento magico per noi clarinettisti quando è il momento di suonarlo, è molto emozionante, devo dire. E quello lo Ehm, imparano tutti, no? All'inizio, o tutti vogliono Ehm, impararlo. sì, allora non è proprio Mm. semplicissimo, è un effetto sonoro che si produce con la gola, quindi con lo scivolamento delle dita insieme al movimento della gola. Quindi in realtà è una tecnica abbastanza avanzata, che richiede un grandissimo controllo del corpo. Tra l'altro c'è anche una piccola curiosità della Rhapsody in Blue perché Gershwin all'inizio non l'aveva scritto questo solo di clarinetto con il glissato. Ma è stato aggiunto in seguito perché alla prima esecuzione al clarinetto c'era un clarinettista ebreo che ha improvvisato e che ha proprio creato questo glissato che poi è rimasto anche nella partitura e nella tradizione. Ecco, però in realtà appunto il glissato è stata un'aggiunta fatta dal clarinettista. Questa è una bella curiosità. Sì, ho detto proprio clarinettista ebreo perché era un grande clarinettista klezmer, quindi Mm. che faceva musica klezmer. Il clarinetto è Beh, si usa il tanto, no? principe, sì, è il principe Esatto. della musica klezmer, sì. Mm. E anche Woody Allen, no? Suona il clarinetto, suonava il Ah, sì, clarinetto. sì, E da noi abbiamo Arbore che suona il clarinetto. sì, No, che l'ha portato io dico anche. di personaggi così famosi, dopo no, come Beh, clarinettisti non so quanto bravi abbiamo siano. avuto anche il grande Lucio Dalla, per Ah, è esempio, vero, sì. grande clarinettista, sì. E allora, com'è questo approccio? I bimbi, allora, tu insegni alle scuole medie una volta, anche adesso qualcuno usa il flauto, no? Questo mitico flauto nelle medie, e col clarinetto cosa vedono? Anche perché il clarinetto lo spezzi in tre, mi pare, o in due, no? Sì, allora è formato da 5 parti Ah, ecco. che si montano. Appunto, abbiamo una campana, due pezzi, il pezzo inferiore e il pezzo superiore che vengono uniti insieme, dove ci sono le chiavi, i fori dello strumento, un barilotto e un becco sul quale viene posta un'ancia. Infatti, il clarinetto è uno strumento ad ancia semplice, quindi per poter vibrare, per potersi creare il suono, è necessario l'utilizzo di questo pezzettino di legno che fa un po' la magia, diciamo, ecco. Un Sì. po' come il sax, diciamo, è differente invece dalla tromba, che usa un altro modo io dico di soffiare, ma non è proprio un soffiare, no? Perché Sì, sì, sono tecniche di emissione mm, diverse, sì, esatto. Noi clarinettisti, ma anche come insomma, fagottisti, oboisti, loro hanno una doppia ancia, però comunque ci serviamo di
un'ancia, mentre strumenti come la tromba e il flauto hanno direttamente il bocchino e ci soffiano all'interno con una tecnica di emissione differente, sì. Fino a quante ottave arriva il clarinetto? Ha una grandissima estensione perché siamo quasi a Oh. 4 ottave di Però. estensione. Infatti è uno strumento molto versatile anche per questo e viene impiegato in tanti generi musicali proprio per questa sua versatilità. Sì. E quanti tasti ha? Perché deve avere per arrivare a 4 ottave? Beh, allora Oppure devi soffiare cantando diversamente? Non so, sto dicendo delle stupidaggini forse. allora, il clarinetto è formato da tasti e anche da chiavi. Le chiavi azionate insieme ai tasti producono le diverse note. Ah, ecco. Quindi sì, è una combinazione tra fori e chiavi. Ecco, sì. E la difficoltà che si trova nel clarinetto, nel suonare il clarinetto? Allora, è uno strumento comunque di facile emissione, lo ritengo di una discreta facilità per quanto riguarda l'emissione. Ovviamente poi più si cresce, più aumentano le difficoltà, ci sono tantissimi effetti da imparare, è uno strumento anche molto virtuosistico, quindi richiede una grande padronanza della tecnica proprio sullo strumento. Poi, grazie alla sua versatilità, esistono proprio tanti modi per esprimersi con questo strumento, quindi ecco, richiede tanto studio da questo punto di vista, nel senso che si può fare tanta ricerca e si può spaziare in tantissimi mondi, ecco, si può viaggiare molto con questo strumento, però allo stesso tempo, diciamo, gli inizi comunque sono facili, ecco, si suona con semplicità comunque all'inizio. Si ha già subito un Sì, bimbo sì. che prende lo strumento, può Sì. trovare già delle soddisfazioni, insomma, nel suonarlo. Assolutamente sì. Sì, già con le prime note si possono suonare i primi brani di Natale, le prime canzoncine, si può suonare subito, ecco, sì. Ecco, all'epoca, quando i conservatori si andava a Nate, no, il clarinetto aveva 7 anni, mi pare, no? Di 7 studio. anni, sì, è corretto, 7 anni. Mentre adesso siamo sempre sui 5 anni. Sono Sì, un po' più. Ho perso un attimo ma il cambiamento dei conservatori, di queste nuove riforme che hanno fatto. sì, c'è stata una riforma molto importante, circa una decina d'anni fa, anzi più di una decina d'anni fa, in cui appunto si dividevano i percorsi musicali, ovvero si passava dal vecchio ordinamento, che è quello che ho frequentato io, dove appunto il percorso di studi durava 7 anni. Mentre ora con la nuova riforma esiste il triennio e il biennio come un percorso universitario. Poi ovviamente si possono proseguire gli studi frequentando dei master, delle accademie di alto perfezionamento. Ecco, in realtà poi lo studio dello strumento può andare avanti, ecco, all'infinito. Scusa, Sì. la differenza tra clarinetto e oboe, cioè nasce prima il clarinetto o nasce prima l'oboe? Nasce prima l'oboe. L'oboe è uno strumento più antico, sicuramente. Sono anche due strumenti con caratteristiche completamente diverse. Sì. Sì, diciamo che esteticamente, fisicamente si somigliano perché sono fatti con lo stesso materiale, cioè l'ebano. Però sono proprio due mondi molto abbastanza distanti tra di loro, perché il clarinetto comunque ha bisogno di un becco e di un'ancia che viene tenuta ferma con una fascetta, quindi comunque è uno strumento ad ancia singola, ad ancia semplice. L'oboe invece è uno strumento ad ancia doppia, quindi ha tutta un'altra tecnica di emissione che è più vicina per esempio al fagotto, ecco. Quindi sì, ecco, storicamente l'oboe ha una grande tradizione nell'epoca per esempio barocca, noi invece
siamo più vicini alla metà del Settecento. Il clarinetto inizia ad evolversi e a trovare anche il suo spazio all'interno del contesto musicale dalla metà del Settecento in poi. Ecco, Rossella, vedo che volevi dire qualcosa. No, io volevo molto banalmente chiedere qual è il repertorio preferito. Allora, questa è una bella domanda, nel senso che ogni periodo storico, da quando esiste il clarinetto, fortunatamente diciamo, ha avuto modo di dedicare delle belle pagine di musica al clarinetto, perché nel Settecento il compositore che ha veramente dato voce a questo strumento è stato Mozart. Mozart nell'ultimo periodo della sua vita ha composto un concerto per clarinetto e orchestra, il K622. La sua ultima opera, il Requiem, è il 626, quindi il concerto è proprio una delle sue ultime composizioni e ci ha dedicato insomma, un gioiello musicale, un capolavoro assoluto, questo concerto che ha una pagina di musica che è meravigliosa, l'Adagio, che tra l'altro ha fatto anche da colonna sonora a un film molto, molto bello, La mia Africa di Meryl Streep, ma oltre a lui appunto abbiamo avuto anche nel periodo romantico dei grandissimi compositori. Schumann, per esempio, ha scritto dei pezzi fantastici o pezzi di fantasia in realtà per clarinetto e pianoforte che sono delle lettere musicali di una bellezza incredibile. Poi il clarinetto lo troviamo anche per esempio in Brahms, Johannes Brahms, anche lui nell'ultima parte della sua vita ha scritto 4 capolavori, 2 sonate per clarinetto e pianoforte, un trio per clarinetto, violoncello e pianoforte e un quintetto, sempre per clarinetto e quartetto d'archi. Nel Novecento abbiamo Igor Stravinsky, per esempio, che ha scritto 3 pezzi per clarinetto solo. Abbiamo per esempio anche una parte importante del clarinetto nell'Histoire du Soldat, oltre che in tutto il repertorio operistico con Puccini, per esempio, che ha dedicato dei soli meravigliosi allo strumento, Verdi, pure Verdi, quindi anche appunto in Italia, ecco, come compositori italiani loro hanno omaggiato tanto il clarinetto. E poi ovviamente nella musica moderna, musica contemporanea, in Francia per esempio con Poulenc o Saint-Saëns, insomma i compositori che ecco, hanno scritto per clarinetto sono molti, sì. E a te piacciono tutti? Sì, mi piacciono tutti, poi sì, sì. Devo dire che il periodo romantico è quello che sento più vicino, più affine alla mia personalità, però tutti quanti comunque, quando è il momento di suonarli è insomma Un gran piacere. è un grande piacere, sì, assolutamente. Ascolta Federica, ma è uno strumento versatile, nel senso si adatta a diversi tipi di musica, quindi, perché se facevi questa carrellata attraverso i secoli. Sì, assolutamente. Beh, nella musica popolare il clarinetto ha grandissimo spazio. Appunto, come citavo prima, la musica klezmer, il clarinetto nella musica klezmer è un po' il principe insieme al violino, sono strumenti che hanno una grande vocalità, una grande espressività e quindi sono ottimi anche per riprodurre, no, la voce umana. E, per esempio un grande clarinettista klezmer è Jora Feidman, che ha contribuito tantissimo alla diffusione della musica klezmer nel mondo. Oltre appunto al klezmer, nel jazz, nello swing, per esempio Benny Goodman. Benny Goodman è stato un grandissimo clarinettista che appunto è stato anche il dedicatario di tante opere per clarinetto moderne, quindi sì, è veramente... Lo si utilizza anche nel rock, per esempio. Qualche anno fa sono andata a un concerto rock e ho trovato un clarinettista, è stata una bellissima sorpresa in un concerto dei Pink Floyd, cioè David Gilmour dei Pink Floyd. Cioè, Aveva impiegato il clarinetto.
Stiamo parlando dell'Empireo. Sì, sì, nell'Olimpo, ecco. Il Sì. clarinetto è anche uno strumento tipico delle bande, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Io ho iniziato dalla banda, sono veramente, ecco, molto felice ecco, anche di affrontare questo argomento, perché appunto la banda, nella banda il clarinetto ricopre un po' il ruolo del violino in orchestra. Nell'orchestra, quindi un ruolo centrale che canta, tematico. Ecco, quando si va a vedere una banda, il gruppo dei clarinettisti è sempre quello più nutrito, più corposo. Va bene, Ci hai Federica. trasmesso molta Sì. passione e quindi e anche molta energia, devo dire. Vabbè, Quindi- io direi di chiudere e ci fai sentire un brano col clarinetto, va bene? Sì, mi piacerebbe molto farvi sentire il solo E lucevano le stelle, tratto dal terzo atto di Tosca di Giacomo Puccini, dove appunto la voce del clarinetto anticipa l'aria di Mario Cavaradossi. È una pagina, ecco, spero vi piaccia. Va bene, sentiamola e ti saluto e magari ci sentiremo per qualcos'altro, va bene? Grazie Federica. Super volentieri, grazie mille. Grazie. Ecco, Federica ci ha lasciato, adesso vediamo, ci ha preventivamente mandato un file col suo brano, sentiamo se adesso funziona un attimino. Ecco qua, mandiamo il file di Tosca di Federica. Dovrebbe partire, eccolo qua. Bene, grazie a Federica. Celestiale Sì, molto dolce. esatto, questo momento. Beh, io direi, Rossella, di andare con la sigla. Abbiamo già sforato di un po' di settimane che sforiamo un po' troppo. Perché abbiamo ospiti molto interessanti. Sì. È veramente difficile smettere di ascoltarli. Avete ascoltato Esatto, il metto già giro la del sigla finale che va e ci diamo appuntamento per martedì prossimo. Naturalmente sì. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti e registratevi sul canale YouTube, come si dice? Ecco, Sì. subito. Basta Beh, cliccare iscriviti. cliccate non mi piace della televisione, ma proprio iscriviti al... Tutti e due Tutte e clic. due, sì, dai, 2 clic al costo di In uno. cambio di tutte le cose interessanti che i nostri ospiti ci raccontano, 2 clic. Bene, Grazie mille. buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.